Abbiamo sentito il sindaco richiamare anche però le difficoltà di rimanere in un territorio lontano dai centri urbani. Che cosa possiamo rispondere a queste istanze? Dal costo dello smaltimento dei rifiuti al costo dell'acqua, insomma tante problematiche. Io credo che fondamentalmente bisogna creare quel valore aggiunto alle nostre aziende, quelle che ancora resistono sui nostri territori, nei comuni dell'entroterra prevalentemente. Creare quel valore aggiunto significa far capire al consumatore finale che in quel prodotto che sta comprando, si sta accingendo ad acquistare, non c'è solamente un prodotto dalle eccellenti qualità organolettiche, quindi un prodotto di altissima qualità, ma c'è anche la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, valori fondamentali per la crescita del nostro paese e soprattutto delle nostre valli, che non dobbiamo mai dimenticare. Raccontiamo alcune chicche di questa Expo. C'è moltissimo entusiasmo sul campionato mondiale del canestrello che si svolgerà domenica pomeriggio. Ci sarà la possibilità di girare in mongolfiera tutti e 3 giorni, da circa le 5:30, dalle 17:30, dalle 16 fino alle 20, possibilità di vedere la Val Trebbia e il fiume Trebbia dall'alto e vedere anche tutto il nostro allestimento della manifestazione. Tantissime attività, come dicevo, incontri anche istituzionali, si parlerà di PSR del territorio, territoriali, si parlerà dei nostri prodotti, funghi, canestrello come dicevo, rosa, ma ci sarà anche tanto spazio per il divertimento. Tanti giovani, quindi ci sono i presupposti perché dai 10 anni si prosegua. Certamente, e in edizioni come queste, che sono iniziate con un po' di fatica perché abbiamo avuto, come abbiamo detto e ribadito, un po' di problemi per il tempo, ripartire oggi, essere qua, tagliare il nastro con tantissimi ragazzi, come avete visto, con la maglia rossa come la mia, è quello che ti dà la voglia, la carica per dire va bene, stiamo facendo una cosa che va fatta in un certo modo, si continua, si va avanti con ancora più voglia.